Proprio sul tema profughi di questi giorni la polemica secondo cui lei avrebbe invitato i pensionati ad ospitare i profughi a casa loro. Lei l'ha categoricamente smentita. Trovo vergognoso che si arrivi a inventare di sana pianta una mia dichiarazione per vendere qualche copia di certi giornali o addirittura per inimicarmi gli anziani della mia regione. La falsità di queste dichiarazioni ha determinato che da 4 giorni io sto ricevendo insulti, minacce criminali che ho deciso di pubblicare per far vedere che cosa può provocare la cultura dell'odio e della menzogna. Minacce pesanti a me, alla mia famiglia, ai miei figli. Oggi sono io il bersaglio, domani potrebbe essere una ragazza che si impegna in politica, un giovane che ha affermato o manifestato un principio di solidarietà. Ecco, io credo che noi siamo molto meglio rispetto a quello che la Lega di Salvini vorrebbe dimostrare. I veneti meritano molto di più, perché il Veneto non è solo quello che manifesta contro l'accoglienza. Il Veneto, ed è maggioritario, è quello che manifesta per l'accoglienza, per la solidarietà, ma anche per la legalità e il rispetto delle regole che devono valere per tutti, a maggior ragione per chi è accolto nelle nostre città. Asporto denuncia per queste... Sì, ho fatto denuncia alla Polizia Postale perché le minacce sono talmente gravi che evidentemente non potevo non denunciarle.